Euroregione News. Festa del papà in bianco. Scende la neve soprattutto nel Medio e Basso Friuli. Parte della provincia di Udine, poco prima della mezzanotte, ha visto i primi fiocchi. Verso le 2 ha iniziato a nevicare bene, ma prima delle 3 di notte i mezzi spargisale erano già in azione, per cui la viabilità non ha subito grossi problemi. Al risveglio le auto erano coperte con qualche centimetro di neve, ma tutti sono andati a lavorare quasi tranquillamente. Diversa la situazione sui marciapiedi, dove, prima che i residenti e i negozianti prendessero provvedimenti, la neve aveva già ricoperto tutto. In provincia di Pordenone la situazione era diversa, pioggia abbondante sino alle prime luci dell'alba e solo qualche fiocco misto a pioggia ha lasciato verdi le campagne. Nel resto del paese la neve sta scendendo sulla riviera Adriatica sino in centro Italia e sugli Appennini, Firenze compresa. La situazione più grave, sembra impossibile, è nel Medio e Basso Friuli, nel Basso Veneto e in Emilia Romagna, mentre nella Pedemontana in su solo pioggia al momento. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.